Buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live, il nostro quotidiano appuntamento delle 12 dal lunedì al sabato. Dichiariamo aperto il weekend. Buon venerdì 7 agosto e siamo pronti a vivere un'altra meravigliosa giornata insieme ed oggi sarà tappa internazionale, sì, perché come ogni venerdì viaggiamo nel mondo per conoscere le eccellenze siciliane in giro per il mondo e chissà oggi che cosa vi racconteremo. Naturalmente apriremo con la nostra rubrica del venerdì con il dottor Giuseppe Giorgianni, uno dei tre ideatori e fondatori di Io Compro Siciliano, esperto in internazionalizzazione, digital innovation e sapete, ogni venerdì rispondiamo ad una vostra domanda, ad una vostra mail che inviate, sono numerosissime le mail che arrivano a info@iocomprosiciliano.com o ancora chiedimi pure @iocomprosiciliano.com e noi risponderemo naturalmente alle vostre domande, ai vostri suggerimenti, alle vostre richieste di sostegno per quello che possono essere delle scelte aziendali importanti. Al venerdì a cura di Giuseppe Giorgianni, al sabato a cura di Davide Morici, un altro dei fondatori, ideatori di Io Compro Siciliano, con il quale si parla invece di turismo, di spettacolo, di eventi, qualità dell'accoglienza. Bene signori, partiamo con questo appuntamento, iniziamo con il nostro consueto, grazie, 250.000, 250 volte grazie. Beh, è anche bellezza dirlo e pronunciarlo, 250.000, abbiamo superato proprio l'altro ieri, siamo arrivati a questo grande traguardo dei 250.000 utenti, così come mi piace dire 250.000 amici. Amici tra produttori, consumatori, artigiani, eccellenze, promotori della cultura, dell'arte, insomma siamo arrivati a questo primo grande traguardo e volevamo dirvi abbiamo il grande piacere di poter condividere anche attraverso il mondo social, visto naturalmente le restrizioni sempre in tutta sicurezza che bisogna adottare perché giorno 12 di agosto settimana prossima a Palermo presso lo stand Florio in via Messina Marina, è una location storica tra l'altro con un segno molto forte legato proprio alla famiglia Florio e ci ritroveremo purtroppo con presenze che devono vincolare quella che appunto sapete sono le presenze in tutta sicurezza, quindi non saremo presenti in tantissimi, però abbiamo deciso di condividere con il mondo social, quindi sarà una grande festa da condividere insieme, saranno presenti tutte quelle persone che avete sempre visto, tutte quelle aziende, coloro che hanno affiancato fortemente quello che è questo grande percorso di Io Compro Siciliano, ci saranno dei momenti di cooking show, ci sarà una figura molto importante e avremo ufficialmente proprio in giornata ufficializzeremo questa presenza proprio per il 12. Insomma, un modo per dire grazie. Noi oggi abbiamo un ospite molto, molto, molto importante, saremo in collegamento con Bruxelles e abbiamo Antonio Bebba. Antonio Bebba lavora come membro del Consiglio europeo Diversità e Inclusione per Pfizer. È una grande azienda farmaceutica conosciuta nel mondo non solo per quella che sono i grandi investimenti soprattutto nella scienza. Parleremo proprio di diversità, quanto è importante per un'azienda considerare proprio la diversità come elemento di business, come elemento di innovazione, come elemento di crescita aziendale.
e ne parleremo proprio con il dottor Bebba. Bene signori, noi siamo pronti ad aprire questa puntata e iniziamo con la rubrica Chiedimi pure, a cura di Giuseppe Giorgianni. Buongiorno, benvenuto e ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Sicilia. Bene, io innanzitutto partirei da questo grande risultato e iniziamo subito fra poco con i saluti anche dei nostri amici prima di introdurre l'ospite. Grandi risultati, siamo veramente tanto felici, dottor Giorgianni. Oggi lei ha pubblicato proprio questa mattina una frase ed era: riunirsi insieme significa iniziare. Rimanere insieme significa progredire, lavorare insieme significa avere successo. E io devo dire, ogni giorno attendo questa frase sua ed anche di Davide Morici, così come di Francesco Caravello, che apre la nostra giornata con questo grande senso di responsabilità e, come dite voi, identità, qualità, provenienza. Sì, assolutamente sì, cerchiamo di dare ogni mattina, non è facile, ecco, dare una frase al giorno lo facciamo già dal 15 aprile, quindi sono ben 116 giorni, quindi 116 frasi ogni mattina, non è facile farla, però realmente cerchiamo di farlo uscire dal nostro cuore, farlo uscire dalla nostra mente, dalla nostra passione per quello che stiamo mettendo in questo progetto. Questo progetto è un macro progetto, veramente stiamo cercando un po' di racchiudere in un unico progetto tutte le attività, tutte le eccellenze, tutta la nostra grande e meravigliosa Sicilia. E questo è veramente complesso, perché realmente alle volte non dico un segno di sconforto, ma di stanchezza ci arriva, ma noi andiamo avanti, andiamo sempre più spediti, cerchiamo sempre anzi di avviare delle idee nuove, delle idee che possano portare alla Sicilia e a tutti i siciliani un grande beneficio. Noi stiamo cercando proprio di avviare delle progettualità che permettono sia di creare opzione, perché noi prevediamo veramente da quello che stiamo implementando tanta occupazione, ma soprattutto di portare la Sicilia nel mondo. Stiamo aprendo sempre più nuovi mercati, stiamo avviando nuove strategie anche in paesi dove in questo momento sono considerate paesi in via di sviluppo e questo potrebbe essere anche il momento giusto proprio per aggredire questi mercati che magari fino all'altro ieri la popolazione aveva un potere di spesa piccola, ma adesso sta crescendo sempre di più e quindi i nostri prodotti che sono d'eccellenza possono essere dei prodotti proprio perfetti per questa tipologia di paesi. Io quando parlo di prodotto parlo solo, ecco, voglio precisare perché molto spesso qualcuno ci dice: ah, ma voi siete enogastronomia, voi siete artigianato? No, noi siamo la Sicilia, le eccellenze siciliane. Quindi partono dall'artigianato, quindi dall'enogastronomia, anche dalla moda, perché la Sicilia comunque è ricca di talenti della mostrano Dolce e Gabbana, che sono i nostri principali diciamo esempi nel mondo, ma ci sono anche ma una parte veramente importante è derivante dal turismo, da come porre la Sicilia agli occhi del mondo, e questo è veramente importante. Noi siamo anche lì, stiamo investendo e stiamo cercando di creare un portale che possa racchiudere tutte le bellezze siciliane, ma per far capire al mondo che la Sicilia non è un posto, un posto dove tu vai solo al mare o solo in montagna, anche perché qui trovi il mare e in montagna in 10-15 minuti, che non sono tutti i posti dove vai a trovare questo, ma soprattutto perché la Sicilia è esperienza. Io lo ripeto
in continuazione, la Sicilia è veramente esperienza. Quando vieni a fare un viaggio in Sicilia, una vacanza in Sicilia, vieni a fare un'esperienza nuova. E questo è qualcosa che noi vogliamo comunicare al mondo. Giuseppe Giorgiani, lei in realtà insieme a Davide Morici e a Francesco Caravello questo lo dite sempre, perché Io compro siciliano è portare il mondo nella Sicilia e la Sicilia nel mondo. Questa è una frase che utilizza spesso Francesco Ciccio, che salutiamo naturalmente. Allora io inizierei ed entrerei subito nel vivo perché abbiamo da rispondere ad uno dei nostri amici, ma partiamo con i messaggi. Franco Safina, buongiorno. Io di tanto in tanto presento un po' chi ci scrive. Franco Safina è stato ospite nei nostri live, è un ceramista, e lui è a Sambuca di Sicilia, quindi parliamo sempre di bellezza del territorio. Abbiamo Francesco Caravello, il mitico Francesco Ciccio, anche oggi, buongiorno, ho utilizzato la tua frase. Carmen Sant'Angelo, beh Carmen, io mi soffermo un attimino su Carmen, abbiamo avuto modo di intervistarla proprio settimana scorsa. Carmen è una grande eccellenza, anche lei è una grande esperta di marketing, l'abbiamo intervistata scorsa settimana, lei vive a Dublino e chissà, forse c'è qualche sorpresa, vedremo, ufficializzeremo anche qui, penso proprio in questi giorni. Ciao cara Carmen. Chiara Seidita, buongiorno, Io compro siciliano, orgogliosa di supportarvi giornalmente. Grazie e grazie cara Chiara. Ancora Rosa Occhi Pinti, buongiorno carissima Katiuska, buongiorno a te Rosa. E abbiamo Charlie McLean, un cineasta. Ciao mitica Katiuska, ciao caro amico. Il Faraone Palermo, anche lui un carissimo amico che quotidianamente partecipa vivamente e vivacemente ai nostri live. Allora, buongiorno carissima Katiuska, sei sempre solare. Buongiorno anche a Giuseppe e a tutto il nostro Biddazzu, popolo di Io compro siciliano. Ciao caro amico, grazie. Ida Stagnetta, e anche qui vorrei soffermarmi su questa figura di questa nostra amica. Allora, voi dovete sapere, noi abbiamo dei siciliani che vivono nel mondo e sono dei grandi amatori, dei grandi sostenitori del progetto Sicilia e del progetto Io compro siciliano. Ida Stagnetta è originaria di Piazza Armerina, lei vive in Belgio e ama fortemente la sua terra, questo progetto di promozione generale del Made in Sicily, e quindi a lei vorrei fare un grandissimo e particolarissimo ringraziamento. Grazie Ida. Allora le dice grazie, buongiorno a te Katiuska Falbo, Giuseppe Giorgianni, avanti sempre più forti. Ciao Ida. Bene, noi a questo punto, dottor Giorgianni, vogliamo proprio iniziare. C'è questa mail che arriva da Luca. Luca scrive: ho un negozio di vendita al dettaglio e volevo chiedervi se potreste fornire delle buone strategie da adottare nel mondo retail. Sì, bella domanda. Sì, in questo momento diciamo il mondo retail è quello che magari ha vissuto maggiormente il problema del coronavirus, perché comunque tutti i negozi, a parte quelli alimentari, sono rimasti chiusi. Io penso che diciamo che in questo momento il compito appunto dei negozi o di e-commerce, perché molti di questi negozi hanno anche avviato un e-commerce durante questo periodo, non è solo quello di vendere prodotti e di generare entrate, ma anche quello di supportare, informare e rassicurare i propri clienti. È un compito delicato, ma diciamo non impossibile. Io per esempio insieme al mio staff nella mia società, proprio la scorsa settimana abbiamo affrontato un progetto relativo al mondo retail e ho cercato appunto, per rispondere a Luca, di identificare delle strategie naturalmente generiche, perché non conosco in particolare l'azienda di Luca, che i retailer potrebbero adottare in questo momento per
offrire ai clienti un'esperienza di acquisto diciamo fluida. Innanzitutto come prima cosa io consiglio di definire le priorità, cioè organizzare il lavoro in base alle priorità è veramente in questo momento fondamentale. Innanzitutto bisognerebbe verificare se nei messaggi, nel design anche del proprio sito web ci sono presenti aspetti che possono compromettere il brand o non corrispondono diciamo precisamente alle aspettative dei clienti, in modo da poter correggere subito questi elementi. In un secondo luogo io consiglio di valutare le procedure di ottimizzazioni che possono portare ad un miglioramento del rendimento sia della parte online sia dalla parte offline, quindi del negozio tradizionale. Un altro aspetto che vorrei identificare, ma maggiormente per chi ha anche che ha soprattutto l'online, è quello proprio di velocizzare il sito web. Sempre più persone ormai vanno sul web, fanno acquisti sul web e quindi anche questo c'è stato un incremento veramente enorme del traffico online, e per questo comunque consiglio a tutti di tenere il proprio sito, che sia vetrina, che sia e-commerce, diciamo adeguato al volume delle persone che ci possono andare. Quindi molto spesso infatti capita di vedere, e questo è proprio un argomento che abbiamo trattato in questo progetto proprio della scorsa settimana, dove molti hanno dei siti ancora un po' tra virgolette vecchiotti, dove si è lenti ad entrare, non si hanno molte immagini, queste immagini non sono ottimizzate. Quindi io consiglio a tutti di cercare di andare a visionare il proprio sito web, sia esso vetrina o e-commerce, e cercare di identificare quei punti deboli per migliorare la propria esposizione. Un altro punto che vorrei precisare, ecco, come consiglio, è quello di cercare di creare, di fornire un'esperienza anche di pagamento fluida. Ecco, per esempio, un problema di molti siti è quello del pagamento. Molti non riescono a capire come andare a pagare, o ci sono dei pagamenti che non sono che utilizzano molti step. Ecco, questo è diciamo che pensando al fatto che il 76% di tutti gli utenti, almeno da una statistica che abbiamo trovato su internet, ormai compra dallo smartphone, e quindi si deve cercare anche lì di creare dei sistemi di pagamento molto veloci, molto snelli, e di sistemarli in modo opportuno proprio per adeguarsi a questo nuovo cambiamento epocale che si sta avendo con l'online. Naturalmente anche l'assistenza ai clienti deve essere adeguata al momento, deve essere molto più veloce di prima, magari ecco, per esempio, andando sempre sull'online, cercare di utilizzare le cosiddette chatbot, cioè dei risponditori automatici che possono prevedere la maggior parte delle domande dei clienti, quindi andare ad utilizzare tecniche che magari prima non venivano utilizzate, di intelligenza artificiale, e poi adattare le strategie sui vari media in base al momento. In questo momento è un momento delicato, soprattutto in alcuni paesi del centro Europa, o comunque anche in Spagna o altri paesi del mondo, si sta rivivendo, tra virgolette, un ritorno al problema del lockdown, e quindi si deve cercare di creare delle strategie sui media, e quindi delle strategie di comunicazione e marketing sui media adeguate a questo momento, sempre in base alla vendita online che si può avere su questi paesi. Quindi lì io consiglio sempre di aggiornare i contenuti rispetto al tipo di servizio che si sta offrendo, interrompere magari le campagne i cui contenuti possono essere possono magari sembrare poco rispettose in questo momento. I messaggi e la creatività del brand devono essere sempre pertinenti ed empatici. Quindi una serie comunque di strategie, non conoscendo appunto la tipologia di azienda che ha Paolo, ho cercato un po' in linee generali di dare delle strategie che sono utili soprattutto al mondo retail. Dottor Giorgianni, noi come sempre cerchiamo con Io Compro Siciliano, e soprattutto con questa rubrica del venerdì, di dare un aiuto, un suggerimento, un sostegno. Diciamo sempre che vogliamo essere
come dire, al fianco di chi porta avanti proprio le proprie aziende, cercando tra l'altro di farlo con i suggerimenti aziendali migliori, e mi sembra che lei cerca sempre le migliori risposte, quelle più semplici, quelle che sono poi alla base per migliorare la propria azienda, l'assetto della propria azienda. Sì, C'è questo messaggio da parte di Rosalia Tatano che dice: buongiorno Giuseppe, buongiorno Katiuska, quello che state facendo è straordinario. Grazie cara Rosalia, grazie davvero per questo messaggio. Io a questo punto, dottor Giorgianni, farei entrare con noi l'ospite di oggi. Noi abbiamo una puntata internazionale anche oggi, ci collegheremo con Bruxelles perché abbiamo un ospite speciale. Lui è di origine siciliana naturalmente, vive a Bruxelles, ha viaggiato nel mondo, grande esperienza. Lui attualmente lavora come membro del Consiglio europeo Diversità e Inclusione per Pfizer. Noi siamo pronti, vogliamo introdurre con noi il dottor Antonio Bebba. Buongiorno Katiuska, buongiorno Giuseppe. Ben trovato, grazie per aver Ciao, accettato il nostro invito. Buongiorno Giuseppe, intanto permettetemi di congratularmi con questo progetto che state avviando. Ripetere che comunque in questi tipi di progetti le cose che contano sono la qualità e la competenza. Negli ultimi mesi, controllando il vostro sito, che mi è stato ai tempi suggerito da Carmen Sant'Angelo, sono riuscito a vedere che ci sono entrambi, quindi complimenti per il vostro lavoro, veramente è importante e ha tanto valore. Grazie, grazie di cuore. Grazie. Io partirei proprio da Antonio Bebba. Antonio Bebba è un giovane uomo che vive a Bruxelles, tantissima esperienza internazionale. Lui oggi ci darà veramente un grande contributo rispetto a quella che è la sua esperienza, e soprattutto parleremo di un argomento molto importante che è proprio l'integrazione nella diversità. E proprio rispetto a questo, l'integrazione e la diversità, per le aziende diventa anche un motivo di business, è una nuova strategia che le aziende dovrebbero adottare, e mi piacerebbe partire proprio da qui. Assolutamente, Katiuska. Allora, questo discorso è diventato un nuovo trend nelle grosse aziende multinazionali da circa 4-5 anni. All'inizio si è iniziato la diversità e l'inclusione pensando che fosse la cosa giusta da fare, quindi quello che era giusto da un punto di vista di social corporate responsibility, da un punto di vista di immagine dell'azienda. Lavorando negli anni, creando degli ambienti inclusivi, si è capito e si è passata da una concezione di è la cosa giusta da fare a una concezione di è quello che ci rende più forti e più competitivi. Perché? Perché l'importanza di donare alle diversità un surplus, un valore aggiunto, anziché vederlo come un blocco, è una cosa che porta a un progetto un valore assoluto, perché si dà la possibilità ad ogni persona con ogni tipo di diversità, che ribadisco non per forza deve essere di orientamento sessuale o di razza o di nazionalità, ma anche di background, può essere una persona introversa o estroversa, quindi dare la possibilità a questa persona con le sue diversità di poter portare un aiuto, un supporto al progetto, un punto di vista differente, perché ognuno di noi ha un profilo professionale e personale diverso e quindi abbiamo delle chiavi, in ogni persona sono diverse, però che ognuno di loro ha un'importanza suprema nel successo di un progetto, di un team. Dottor Bebba, mi sembra di cogliere da quello che lei dice che poi la diversità è come se diventasse poi una leva di idee, e quindi poi diventa innovazione. Assolutamente, perché la persona che viene inserita all'interno di un ambiente inclusivo è nella possibilità, nella capacità di poter esprimere al meglio il proprio potenziale. Questo perché? Perché è al di fuori della propria, in inglese la chiamano comfort zone. Quindi quando io sono al di fuori della mia comfort zone, sono nella possibilità di poter dare il meglio di me, perché non ho limiti intorno a me, ma soprattutto di poter essere innovativo, quindi di poter sperimentare, di non aver paura di sbagliare.
e questa è una cosa pure molto importante, perché molte volte si ha la paura di sbagliare un processo o un passaggio. In un ambiente inclusivo gli errori sono benvenuti, perché dagli errori si impara a poter migliorare un processo. Quindi non è più una logica nel nascondere l'errore, ma una logica nel promuovere l'errore, nel promuovere il miglioramento di un processo specifico. Noi abbiamo spesso sentito parlare, se ne parla tanto quando si parla soprattutto di aziende nel campo internazionale, di employer branding. Ma cosa è? Diciamo che in poche parole, come dicevo prima, all'inizio, quando si è iniziato la diversità e inclusione, si faceva per un discorso di corporate responsibility, social corporate, quindi come dare valore al nome dell'azienda. Lavorando con la diversità e inclusione si è capito che questo ha un effetto su due parti. Da un punto di vista interno all'azienda si dà la possibilità ai dipendenti di poter esprimere il loro valore al massimo, e quindi c'è un aumento della produttività interna esponenziale. Dall'altro lato ci sono dei talenti esterni che vengono attratti da questo tipo di cultura inclusiva e fanno in modo di poter postulare per un'azienda anziché per un'altra. E questo porta quell'azienda a ricevere molte application di persone veramente preparate in ambiti diversi e di diversi background, perché se comunque la cultura in un'azienda è fondamentale, come viene detto, questa è determinante per poter essere una scelta da parte di una persona che vuole andare a lavorare per quell'azienda. Quindi io ho il mio background, ho la mia esperienza, però nell'attuale environment di oggi, io prima cosa che vado a guardare è la cultura dell'azienda, prima ancora di vedere la posizione, perché è quella che mi permetterà di capire se sarò messo nelle condizioni di poter contribuire. Sì, assolutamente. O invece saranno le condizioni di dover fare il mio lavoro da A a B, fermare, non poter parlare, non poter avere la possibilità di contribuire. E questa è una cosa che a un determinato livello, a qualsiasi livello, che può essere pubblico, privato, locale, nazionale o globale, ha un impatto che è veramente notevole. Dottor Giugiani, il dottor Bebba naturalmente vanta questo grande bagaglio di esperienza e oggi lo porta in questa nostra intervista. Noi abbiamo parlato e ne parliamo sempre, quasi quotidianamente, dell'importanza della rete, no? Quando noi parliamo di rete, poi parliamo anche un po' di questo, cioè far rete significa dare la possibilità, ognuno nel suo, di portare il proprio bagaglio, di portare le proprie idee, di portare la propria diversità al fine comune del progetto, giusto, dottor Giorgiani? Assolutamente sì, assolutamente è questo che vuol dire rete, cioè ognuno porta un qualcosa in tutto il progetto. Per esempio un qualcosa che io ecco, ho più volte consigliato anche agli imprenditori è quello di, soprattutto in questi momenti di difficoltà, tra virgolette, che stiamo attraversando, di partire dal basso, di ascoltare l'ultimo arrivato in azienda, perché questo fa sì che l'imprenditore abbia delle idee fresche, le idee nuove, e quindi l'azienda può crescere anche più velocemente e in modo più... Quindi includere tutti quanti proprio sta a significare proprio questo, avere sempre un ambiente anche di lavoro più sano e più, ecco, più inclusivo, ecco, tra virgolette, proprio dove l'azienda ne trae solo ed esclusivamente benefici. Anche questo è innovazione, perché realmente fino a qualche tempo fa non se ne parlavano di questo. Io nella mia vita imprenditoriale ho fatto diverse esperienze all'estero, e già all'estero comunque da parecchi anni se ne parla. Qui oggi in Italia se ne parla un po' meno, ma si comincia a parlarne. In genere, ecco, le grosse aziende, tipo quella dove lavora Antonio, sono delle aziende che hanno iniziato a includere queste tipologie di tra virgolette, non so come identificarle, comunque di expertise, perché comunque danno un valore, un particolare in più rispetto ad altre aziende. E io appunto ne approfitto per dare anche questo consiglio a tutte le aziende, che siano piccole, che siano piccolissime,
ma cercate di attuare queste cose perché sono veramente importanti, anche importanti per una crescita futura, sia in termini comunque, vabbè, perché in genere l'imprenditore va a vedere subito il fatturato. Non si tratta solo del fatturato, ma in termini proprio di team, in termini di appunto di chi sta nell'azienda e che cresce, che fa crescere l'azienda. Io vorrei, siamo veramente ormai alle ultime battute, leggere qualche messaggio che mi arriva dalla regia. Ida Stagnetta dice: creare anche della interattività col cliente per renderlo partecipe della visibilità del proprio brand. Che ne pensi, Giuseppe Giorgianni? Scrive Ida. Assolutamente sì, è importante, è importante. Infatti, ecco, un altro consiglio che io sempre do è quello di ascoltare le persone, di ascoltare i clienti, perché anche la critica peggiore per un imprenditore è sempre un qualcosa di positivo che può portare all'azienda una crescita, sicuramente. C'è Franco Safina, il nostro ceramista, il nostro amico ceramista. Franco scrive: buongiorno e grazie sempre per le vostre dritte e il sostegno che date alle aziende di ogni genere. Grazie, lode, lode. Grazie Franco. Ancora c'è il Faraone Palermo che scrive: Antonio Bebba è un'altra bellissima realtà sicula di livello internazionale farmaceutico. I miei complimenti vanno a lui per il suo prezioso impegno come uomo in primis e che sventola poi la nostra Trinacria al mondo. Lo conosco ed è un orgoglio siciliano all'estero come altri tanti siciliani all'estero che non vogliono nemmeno essere conosciuti. Lavorano in ombra per poter portare in alto la nostra bellissima Sicilia al mondo. Grazie, che bel messaggio. Carmen scrive: ben detto Katiuska, la diversità crea innovazione e noi siciliani, figli di mille culture, riusciamo sempre a trovare le soluzioni più creative. Grazie Antonio per il tuo contributo a favore dell'inclusione. Grazie Carmen per il tuo messaggio ed è proprio vero. Ida scrive: l'inclusione non solo nelle aziende ma anche nella cultura e nello spettacolo, come la Foundation Folon e la Hulpe Bruxelles. È vero, poi l'inclusione vale veramente su tutto, dice la qualità di un'azienda va a pari passo con i suoi valori umani, l'umano al centro sempre, d'accordissima con Antonio, ed è vero. Poi quello che è l'aspetto umano prevale su ogni cosa. Antonio, io devo dire, a proposito di aspetto umano, io volevo dire ai nostri amici di Io Compro Siciliano, Antonio è originario del Messinese, Antonio è davvero amico di tante belle realtà che abbiamo avuto tra l'altro anche ospiti nei nostri live. Proprio questa mattina, quando abbiamo pubblicato il nostro post, è arrivato un messaggio di grande calore per lei da parte del presidente, neopresidente dell'ente Parco delle Madonie, che tra l'altro ha firmato un protocollo di intenti proprio con Io Compro Siciliano, ed è arrivato questo particolare saluto affettuoso per lei, così come di tanti siciliani, perché devo dire noi siamo orgogliosi poi quando vediamo veramente grandi, belle menti che ci rappresentano. C'è Lidia Calà che dice: devo il mio successo in pasticceria, anche Lidia è una cara amica che ha dato e dà contributo forte ai nostri live, al nostro progetto. Un'altra eccellenza siciliana, sicuramente. Assolutamente, assolutamente. Lidia scrive: devo il mio successo in pasticceria proprio ai clienti. Ascoltandoli ho capito quali prodotti preferivano e li ho valorizzati, ed è proprio vero, Lidia, è proprio vero. Bene, signori, noi siamo arrivati proprio alle ultime battute. Sono veramente felice di avere avuto con noi il dottor Antonio Bebba. Grazie, grazie per il suo lavoro, grazie per il suo contributo. Grazie come sempre al dottor Giorgianni, che insieme a Francesco Caravello e a Davide Morici noi diciamo, siamo partiti da un'idea, l'idea esprime un concetto, il concetto è diventato lifestyle ed è proprio un gran bel stile di vita, quello di Io Compro Siciliano. A questo punto,
Carissimo dottor Giorgianni e carissimo dottor Bemba, noi chiudiamo il nostro live sempre al nostro modo. Potrebbe gentilmente avvicinarsi alla camera? Ok, perfetto. Adesso dovreste ripetere con me: io compro siciliano. Ci piace! Questi sono gli uomini che ci piacciono, questa è la Sicilia che ci piace. Ci vediamo domani alle 12, questo pomeriggio alle 18, aperitivo social con Francesco Caravello. Insieme si può. Ciao a tutto il mondo di Io Compro Siciliano.